Ecco, una delle ultime cose ti voglio chiedere, via Croce Rossa a Portogruaro, io ho letto sul manifesto della Lega Nord c'è un problema della sicurezza, lì cosa si può fare secondo te? Lì purtroppo l'amministrazione è un po'... ci sono moltissimi extracomunitari che abitano... Cioè quello che era il famoso Bronx di via Aldo Moro, quello era un Bronx di persone un po', diciamo, di varia natura che arrivavano dal Magamento. Lì quello invece è proprio la via Anelli di Portogruaro, cioè rischia di diventare la via Anelli di Portogruaro. Mi hanno raccontato delle cose folli, c'è gente che fa cose che noi manco ci penseremo per le scale. Nel tuo programma io ho letto anche un poliziotto di quartiere, forse mettere un poliziotto di quartiere in quella zona lì potrebbe magari rappresentare un punto maggiore. Ci deve essere una presenza, ecco, anche qui, diciamo, i carabinieri non è che navino nell'oro, nel senso di avere moltissimo personale, la finanza lo stesso, io non mi scandalizzerei nell'utilizzare le forze dell'esercito in casi straordinari, basta concordarle, ma soprattutto una presenza stabile, cioè sapere che i vigili urbani, quanti sono, purtroppo meno, perché alcuni vanno in pensione e non possono essere sostituiti, i vigili urbani devono essere delle sentinelle del territorio, quindi se sono 10 e 4 sono in ufficio, quei 4 in ufficio, ma il lavoro d'ufficio lo possono fare altri. Cioè quindi 10 devono essere sulla strada, nel territorio. Allora, forse meno sulla strada e più nel territorio, perché non sempre la strada ha bisogno del vigile. Devo dire che è bene che il vigile si veda che c'è, e c'è nelle zone più a rischio. Qui è importante il rapporto con i cittadini, cioè se c'è un dialogo costante con i cittadini, perché il cittadino non ha paura di dialogare, non ha paura di parlare, e evidenzia situazioni di disagio, che ci sia subito una risposta. So che c'è via Croce Rossa una situazione di disagio, ogni mattina un vigile va a fare il giro in quella zona, ogni mattina, si fa vedere. E magari con la forza dell'ordine si concorda che ogni tanto anche un poliziotto in borghese, un carabiniere in borghese, cioè ci sia che nel giro di qualche mese questi sentano che sono visti. Perché uno dei motivi che dà spazio, che dà sicurezza al delinquente. E l'impunità? L'impunità è il fatto di non essere visti, di sapere che non si... Di farla franca. Di farla franca. Ecco, sapere che c'è un occhio che ti guarda, sia l'occhio della telecamera, no, che non riesci a rompere, perché non sai dov'è, perché devono essere fatte anche in modo tale che siano sicure, in modo tale che non le puoi rovinare, e sia l'occhio dell'uomo. Quindi questa azione nelle aree dove c'è una maggiore difficoltà, e contemporaneamente però cercare di capire anche perché si sono concentrati lì. Se è possibile rompere, cioè non dico di fare come via Anelli dove praticamente ha costruito il muro, ma ed è una giunta di sinistra che l'ha fatto, non è una giunta di destra. Ecco. Immagina se lo faceva la destra, c'era uno scandalo nazionale. Allora, io concordo con la soluzione di Zanonato. Zanonato non aveva alternative a un certo punto, perché quando l'insicurezza domina sulla sicurezza, quando uno si sente impunito in un certo posto, vale il principio della maggioranza. Io devo difendere la maggioranza dei cittadini, non posso per un'idea generica di solidarismo, no? Permettere, diciamo, che vengano danneggiati i cittadini. Cioè la solidarietà è una cosa seria che va usata seriamente, quando cioè uno se la merita. Cioè io non posso dare solidarietà a uno che viene a casa mia, mi porta via le mie cose, mi danneggia le mie cose, disonora le mie cose. Cioè, no. Quando io darò solidarietà a chi viene a casa mia e rispetta le mie regole.
Questo credo sia un principio della società civile. Cioè la società civile, qual è quello che distingue una società civile da una, diciamo, da una massa di persone, di homo homini lupus, di selvaggi? Cioè alcune regole che tutti devono rispettare. Poi se uno non le rispetta, la società civile usa gli strumenti per farli rispettare. Parcheggi dell'ospedale di Portogruaro, ci sono spesso dei posteggiatori abusivi. Beh, lì è lo stesso principio. Lì il problema dei parcheggi è duplice. Da un lato che i parcheggi, cioè quando tu fai 10 parcheggi e costruisci un condominio da 100 abitazioni, 3 macchine per abitazione sono 300 posti macchina. 300 posti macchina, praticamente se calcoli quelli che sono davanti all'ospedale, saranno 50 posti macchine. Sono insufficienti per quelli del condominio, per quelli del condominio, quindi immagina per l'ospedale. Poi c'è quello dietro che è lontanissimo e anche quello è già insufficiente. È già insufficiente perché quando tu in un'area che avrebbe bisogno di parcheggi riservati a quelli che vanno in ospedale, hai costruito edifici che diciamo producono un numero di persone che gravitano in quell'area enorme, notevole, è chiaro che togli anche gli equilibri che avevi nell'aver fatto i parcheggi. Sugli abusivi va lo stesso principio, cioè ormai sai quando gli abusivi ci sono. Tu basta che cominci, a quell'ora il vigile fa il giro e dice, lei cosa fa? Quindi lei vuol dire, se diventa sindaco si farà promotore di un'azione più di vigilanza. Ma anche perché è un'offesa alla dignità sua e mia. Cioè la gente che si sente costretta perché il mezzo euro all'uno, ma poi questi, cioè se il posto è libero perché devo c'è anche gente magari che qualcuno dentro un ospedale che viene più volte a fare assistenza, se ogni volta deve dare dei soldi, voglio dire. Anche perché poi comincia a darli perché ha paura che gli faccia male sulla macchina. Cioè questo è il principio dell'insicurezza, devi toglierlo. Cioè quello non è oppure facciamo che il parcheggio è pubblico, allora facciamo un accordo con l'associazione pensionati, con l'associazione alpini, con chi vogliamo, che garantiscono, che quindi osservano. E allora, ma allora è ufficiale. Non che vada a favore di abusivi che poi sono abusivi, quindi in quanto tali sono al di fuori della legge.